La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione, nel paesino di Sant'Ilano, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concubino ha il cuore libero oppure ammoglia. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tira addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivi esempi. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il frutto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dose di cui siano colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco porta l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, ti manda un bacio chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il benefibero della bellezza, la volea accanto in processione. Con la Vergine in primativa, Bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Grazie a tutti voi, alla Marina Village che ci ha ospitato stasera.